La storia di Stefano e Daniela nasce a Wau, in Sud Sudan. È il 2014, sono cooperanti per una ONG e sentono il desiderio di cercare storie che possano ridare loro speranza e ispirazione. A settembre si sposano e partono per un giro del mondo sociale. L'idea è di andare ad incontrare persone che con coraggio affrontano problemi come la privatizzazione dell'acqua, politiche agricole nocive, lo sfruttamento minerario e della terra. Una luna di miele che per i due sposini è durata 266 giorni attraverso 20 paesi del mondo. Abbiamo intervistato attivisti, fautori di progetti particolari e quindi abbiamo registrato le interviste. All'inizio volevamo raccogliere tutto in un libro, poi abbiamo realizzato che c'era tanto materiale interessante che volevamo condividere e quindi abbiamo iniziato una seconda fase del nostro progetto, è quella del documentario che abbiamo chiamato Apparteniamo alla Terra. Il documentario sta girando l'Italia. Di recente è stato proposto a Sestri Levante nell'iniziativa Confini e racconti dal mare alla terra. La visione del documentario ha scatenato dopo la visione un bel dibattito su queste tematiche, la gente si confronta molto su quello che succede in altri paesi con quello che succede nel proprio territorio e quindi stiamo ricevendo un bel riscontro da parte delle persone che vengono e guardano il documentario. Nel loro viaggio Daniela e Stefano hanno raccolto l'esperienza di 31 organizzazioni sociali diverse, cooperative e associazioni impegnate nella difesa del diritto alla terra, dei diritti delle donne e dell'accesso alle risorse naturali. Tra le storie spicca quella del megaprogetto del governo messicano per la costruzione di un aeroporto vicino a Città del Messico, contrastato per 18 anni dalla popolazione locale. L'aeroporto sarebbe dovuto essere costruito sulle loro terre agricole, che sono tra l'altro terre alluvionali, che quindi non sono buone dal punto di vista ingegneristico per farci un aeroporto. Hanno lottato per 18 anni con costo di arresto, tortura e stupri e finalmente hanno vinto qualche settimana fa con un referendum nazionale che ha bandito l'aeroporto dalle loro zone ancestrali.